Sarà un qualcosa di stranissimo affrontare il verde fino a 4 quinti della salita e poi neve solo in cima. Guardate che roba proprio in vetta. Intanto mi correggo perché questa bella montagna che avevo scambiato per Cima Socede in realtà è il Col di San Giovanni. Per Cima Socede bisogna arrivare al passo qui in alto e dopo girare a destra. Qui sto scendendo da Cima Socede verso il passo delle Cinque Croci. Ben ritrovati, nel mentre che mi accingo a scendere da Cima Socede, vedendo appunto che è ancora abbastanza presto, ho deciso di fare un colpo di testa, scendere a Cima Socede e salire qui dietro al Colle San Giovanni. Appunto sono le 12:46 e mi sembrava un po' presto per tornare. Subito avevo detto oggi me le voglio prendere comode invece. Quindi adesso discenderò dai 2173 metri di Cima Socede, arriverò ai 2018 del passo delle Cinque Croci e poi su di 250 metri fino al Colle di San Giovanni. Una bella corsetta leggera qui in discesa da Socede, appunto, neve non tantissima, qui a Ramponcini ci si diverte. Neve ce n'è, per carità, però per essere metà gennaio, insomma. Ecco qui in vista il passo delle Cinque Croci. Perché 3 ore ancora ti? Sono 68. Vabbè cazzo, dovremmo adesso è in pensione, no, ma suo marito ha deciso di no perché non fa di anno. Inizia la salitona di pochi minuti, ma a 200 metri e passa il dislivello. Guardate le croci di Cima Socede viste da qua giù, e ripeto anche in questo video, questo qui davanti è il massiccio, diciamo il gruppo che racchiude tra le altre Cima d'Asta, Cima della Banca e le altre Cima di Avoli e tutte le altre. Un bel rivone qui da salire. Adesso ho incrociato il sentiero. Vedere la neve che inizia a comparire qui davanti è un buon segno, perché significa che siamo sempre più vicini alla vetta.
Ho dovuto scomodare le bacchette perché qui il sentiero, più che altro perché c'è la neve umida e insomma per maggior prudenza è meglio usarle, guarda. Cari miei, posso dirvi una cosa. Con i ramponcini purtroppo non mancherebbe neanche tanto alla vetta, però ho sbagliato a salire da questa parte perché stamattina salendo a Sociede ho visto un escursionista che saliva dal lato ovest, qui sto salendo da sud-est, praticamente è immacolata ancora la neve, nessuno è salito, eppure il sentiero fino a qualche metro fa era tracciato e tutto, battuto anche. Vedete, questo qua sarebbe il mio sentiero, però comunque anche di traverso così i ramponcini sento che tendono a scivolare verso il basso e la neve è fradicia. Più avanti qua il sentiero è vergine, proprio non è stato neanche minimamente toccato. Stanno salendo le nuvole. Aveva proprio ragione il mio amico Alessandro a dire che lagorai con la neve. Stamattina cima Succede, lì ce l'ho fatta, questo qui oppure ho sbagliato strada di salita, però comunque questa qua è una via ufficiale tra quelle per salire e non va. Vedete già qui con i ramponcini sarebbe un po' troppo pericoloso, infatti siamo proprio al limite tra ramponcini e ramponi come salita alpinistica. E anzi direi che per come tendono a scivolare siamo già più verso l'alpinismo. Vabbè dai, dopo giù qua comunque non avrò problemi. Un gran peccato però perché era proprio lì sopra. Ecco lassù dove ero prima, dove mi sono girato. Guardate, anche qui sembra un seraco lì in quota. Dai ancora qualche minuto e arriverò al passo 5 Croci. Dopo vi inquadrerò un po' il percorso almeno fino a Conseria per chi appunto non ha visto il video a Cima Nassere e a Cima Succede e dopo andremo a fare coi saluti. Ecco arrivato al passo 5 Croci. Adesso torneremo a Manca Conseria. È talmente tutto grigio che si distingue a malapena il sentiero, incredibile. Infatti più di qualche volta sono sprofondato fino quasi al ginocchio. Comunque da qui dove vi dicevo che ho visto salire un escursionista stamattina lungo il fianco occidentale, vabbè, sarà per la prossima volta. Ecco questa vedete è la carrozzabile che porta su al passo 5 Croci. Vabbè, proseguiamo, adesso
tra un paio di minuti, tra un minuto arriverò a Cocuzzolo dei Morti. Ecco qui arrivato al cimitero, ho detto Cocuzzolo dei Morti. Adesso giù verso Maga Conseria. Cima a Nassere. Bene, qui da questa deludente ma utile, costruttiva, che fa esperienza, salita non riuscita al Colle San Giovanni. Qui appunto prima di arrivare a Maga Conseria con un cane che abbaia, appunto vi interrompo qui il video. Spero che abbiate apprezzato insomma questo, non dico eccesso di prudenza, però comunque non me la sono sentita, un po' per la tecnologia nello zaino, il drone e tutto, e un po' per l'incolumità stessa, e ho preferito appunto, e con questo siamo a 3 tentativi non riusciti: Tofana di mezzo, Cima Orena e adesso anche Colli di San Giovanni, che a vederlo così sembrerebbe tutto tranne che pericoloso, però le montagne Lagorai sono più o meno tutte qua, cioè vedete anche questa poco sopra la valle, Colle San Giovanni poco sopra la valle, Cima Succede idem, però con la scusa che appunto hanno questi pendii così ripidi, diventano parecchio ostiche con la neve, soprattutto neve fradicia come oggi, neve fradicia, non battuta e tanta, quindi anche i lamponcini non avevano chissà che gran presa. Vabbè, dinanzi a questo stupendo torrentino ghiacciato vi auguro un buon proseguimento e vedremo la prossima escursione cosa riserverà. Al momento non ho ancora in mente niente. Bellissimo comunque camminare a vista e osservati da lontano dall'altopiano dei 7 comuni.